Siamo con Ambra Meli che sceglie attraverso i microfoni di raccontarci un fatto triste che ha dovuto subire pochi giorni fa. Lei è di Porto Empedocle, era qui in vacanza ad Agrigento perché vive a Roma, è andata in un loto locale del San Leonino e ha ricevuto un'aggressione. Ci racconti i dettagli. Praticamente io ero con le mie cugine, i miei amici ed ero una serata normale come tante altre. A fine serata, mentre andavo via, mia cugina sente che una delle ragazze, erano due ragazze, una delle ragazze ci sta andando via. Mia cugina mi fa aspettiamo un attimo prima di andare via e io faccio scusa perché dobbiamo aspettare? Qual è il problema? Di cosa devo avere paura io? Cosa ho fatto di male perché devo avere paura? E mia cugina mi fa guardi li vedo malintenzionati. Ho detto vabbè, comunque noi siamo in tanti perché devo avere paura? Siamo andati via e loro mi aspettavano a metà passerella. Inizia una delle due ragazze a spingermi e farmi cascare dalla passerella, ma non ci riesce. Inizia l'altra, quindi mi rovescia il cocktail addosso e mi dà uno spintone, ma non ci riesce. Al che arriva lui, mi fa volare mezzo ai rovi, pieni di spine. Poi mi prende per i capelli, inizia a darmi calci, inizia a strascinarmi sulla passerella. Infatti ho delle scoriazioni, sia sulla gamba che sul gomito. Inizia proprio a strascinarmi con tutta la sua forza per i capelli dalla nuca. Io al che prendo un tacco, mi do un tacco e inizio a difendermi perché la cosa era diventata proprio veramente, cioè mi ero spaventata insomma. Nel frattempo chiamo il mio amico Dylan, ho detto Dylan ti prego vieni, che aggredisce il ragazzo per difendermi, per togliergli dalle sue mani. E lui, nel frattempo arriva anche la ragazza, mentre lui mi trae per i capelli a darmi calci. Una delle due era una bassa e una alta. Arriva Dylan, quindi poi queste ragazze si avventono anche verso le mie amiche. E cercavo comunque poi di svincolare anche Dylan con lui e siamo andati sul ciglio della strada. Arriva un mio amico empedoclino che vede la situazione, io ero proprio tutta insabbiata, in uno stato proprio, si capiva insomma il disagio, e interviene perché questo ragazzo voleva ancora aggredirci. Prendo la macchina e vado via. Nel frattempo mia zia chiama la polizia perché si era spaventata. Con noi c'era anche una minore, la figlia di 17 anni. Vado a accompagnare una mia amica, la polizia nel frattempo arriva, ma c'è la cosa ormai era terminata. Viene e gli racconto l'accaduto e niente, mi fa signora esponga la denuncia, eccetera, eccetera. Io poi ne ho parlato col mio legale e se sono qua è perché comunque ho esposto querela. Sinceramente sono stanca e stufa di determinati comportamenti di certe persone. Io vengo in vacanza in Sicilia, voglio stare serena, non rompo le scatole a nessuno, non vedo il motivo perché devo essere aggredita gratuitamente. Tutto questo perché magari oggi alla telecamera, chi non la conosce non lo sa, lei come scelta di vita ha cambiato sesso e quindi loro, diciamo, la offendevano per questo motivo. Sì, loro sapevano già di questo perché uno dei quattro mi conosce bene. È la prima volta che le succede un fatto così grave. Io sinceramente è da 20 anni che sono così, non è un giorno. Ho avuto delle aggressioni, ma non così feroci, aggressioni verbali, a parte comunque di uomini, perché comunque volevano arrivare al loro scopo, ma quando la volpe non arriva all'uva si dice che è acerba. Ma la cosa finiva là, cioè non ho mai avuto proprio un agguato. Violenza verbale, sì, ma ripeto, la cosa nasceva e finiva là. In questo caso invece non è che c'è stato prima la violenza verbale e poi la violenza fisica, infatti sono stata anche refertata da un medico.